Il silenzio suonato dalla tromba dei vigili del fuoco mentre il drappello dei pompieri era sull'attenti e le sirene dei mezzi che urlavano al cielo il dolore dell'addio. Poi una commovente cerimonia e tanti ricordi pieni di amore, ammirazione e dolore. C'era tantissima gente dentro e fuori la chiesa di Ca' Cappellino a Porto Viro per dare l'addio a Paolo Franzoso, 53 anni, residente a Porto Viro, vice capo di staccamento dei Vigili del Fuoco di Comacchio. Un pompiere forte e appassionato, divenuto sindacalista per tutelare i colleghi, ma sempre in prima linea anche sul lavoro. Delegazioni di pompieri sono arrivati da tutto il Veneto e da tutta l'Emilia-Romagna per un momento di profondo cordoglio e un affettuoso ultimo abbraccio. Lo ha portato via il contagio da coronavirus, un uomo forte, una colonna per tutti. A nome dei colleghi, il vigile del fuoco Davide Trombini ha letto per lui un messaggio meraviglioso e straziante. Mi hanno chiesto di dire due parole, però è difficile esprimere in due parole il tuo valore di uomo, di padre, di figlio, di fratello, di marito e naturalmente di vigile del fuoco. Io ci provo, spero di non dire cose, chiamiamole inesatte, altrimenti verso mi tiri le orecchie come sempre fatto. Io ho conosciuto nel 92, avevamo ancora i Nomex arancioni. Il primo intervento grande l'ho fatto con te, era un gatto in una grondaia. E lì è iniziata la nostra amicizia, io conservo già da allora il privilegio della tua amicizia. E oggi dormire nella stessa camera col tuo nome su mi guarda, ti garantisco che è un po' difficile. Che dire? Eri caparbio, per non dire testardo, però quella tua testardaggine era bella, perché l'hai messa a disposizione dei tuoi colleghi, diventando un rappresentante sindacale di tutto rispetto. Ci proteggevi e hai protetto tutti i tuoi colleghi iscritti e anche non iscritti. Mi mancano le parole, scusate. Ci hai protetti, avresti affrontato un leone pur di far valere un diritto. E avresti affrontato un leone per proteggere la squadra perché eri veramente un grande caposquadra, lo possono confermare i ragazzi che sono qui oggi. E oggi il corpo nazionale è davvero più povero senza di te. Sono convinto però che il comandante che abbiamo lassù oggi ha a disposizione un'arma in più per rendere questo mondo migliore. Grazie Paolo, fai buon viaggio.